Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, vai acquisti di luglio e sono acquisti insomma non tantissimi, siamo qua anche con il tablet a guardare l'amichevole Vicenza-Milan 1-1, dopo 20 secondi gol del Vicenza. E pareggia il buon Leamo, noi vogliamo vedere il piccolo principe, il principino biondo, Charles de Ketelaar. Non vediamo l'ora sinceramente, sperando che sia veramente un acquisto bomba, è un bel giovane veramente, però è chiaro che il campionato belga non è quello italiano. E niente fiore, volevo andare nella partita, non ho trovato i biglietti, comunque ci sono per Milan-Bologna, ho già preso biglietti e albergo. E mi sparo Milan-Bologna alla terza giornata, perché per Milan-Udinese, tipo tutto esaurito dopo 32 secondi. Vediamo una reaction, una mini reaction, Raffaello! Attenzione, un Milan straripante, un Milan perfetto, ma no, siamo campioni d'Italia, già questo mi basta, possiamo perderle anche tutte, chi se ne frega. Aver strappato la seconda stella all'Inter è meraviglioso. E comunque a complimenti all'Inter per la seconda stella, perché con Lukaku è matematico, insomma, con Lukaku non puoi non vincere lo scudetto, insomma, quindi complimenti all'Inter per la seconda stella, grazie. In attesa del recupero del Bologna, perché può andare a 21 scudetti. Attenzione alle reaction, gol! Fuori gioco, gol! E ancora gol di Junior Messias, e si gode. Bene, siamo visti anche in diretta, che culo. Io direi Scusate, come sempre mi mandano i messaggi. Ora vediamo subito gli acquisti, non sono tantissimi. Qua abbiamo Genesis, mi manca solo un CD adesso per chiudere tutto, il Calling All Station mi manca e poi abbiamo finito. Qua invece abbiamo un mini album di una canzone praticamente, Pink Floyd con Henry Calvinchuk, non so chi sia, sono sincero, sarà per l'Ucraina probabilmente, a 5 euro l'ho preso. Tanto qua vediamo, attenzione, altro gol, no, niente. Qua abbiamo l'ultimo delle Hot Chili Peppers, sono curioso di sentirlo. Unlimited Love. Eccoci qua. Bello, bella copertina, anche le copertine così rigide a me non fanno impazzire, sinceramente. Qua abbiamo invece un Greatest Hits dei Red Hot Chili Peppers, mi mancava, visto che comunque un Greatest Hits lo voglio almeno per i gruppi insomma, che mi piacciono di più. L'ho preso. Qua invece abbiamo i 25 anni di Michele, mi mancava questa versione qua così, molto bella anche, non è quella che volevo io, la super deluxe particolare, però te la godi insomma. 25 anni di Michele, ciao Michele. Qua abbiamo i Porcupine ragazzi, Porcupine Tree. Questo dovrebbe essere l'ultimo disco che sono riuniti dopo un bel po'. Ho un po' di dischi vecchi che ho regalati da mio zio, devo un po' riprenderla sta band perché è un rock progressivo. Attenzione, mamma mia! Un progressive bello, cioè nel senso comunque l'hanno un po' riportato in voga. E niente, insomma, sono curioso di sentirmi quest'album e devo recuperarne anche altri sinceramente. E qua invece ce l'ho già, avete visto nella collezione dei dischi, qua però l'ho preso una rimasterizzata di un disco solo, cioè per tutto praticamente siamo tutto il concerto in un solo disco, perché era diciamo quello che ho io era in 2 CD, che non ho mai capito il perché, visto che sono comunque non tantissime canzoni, vabbè. Eccolo qua, The Purple, Made in Japan, rimasterizzato, il miglior concerto live della storia, insomma, c'è poco da dire, è qualcosa di pazzesco. Poi qua abbiamo un po' di, perché non voglio spoilerare tutto, abbiamo un po' di Blu-ray, ho recuperato Star Trek Beyond, che mi mancava l'ultimo della trilogia, di una trilogia comunque insomma che non è niente di devastante, Braveheart, eccoci qua, poi abbiamo Highlander, non ha bisogno di presentazioni, solo per la colonna sonora vale il prezzo del film. Questo ce l'avevo in DVD, l'ho preso in Blu-ray anche ispirandomi all'escape room fatta all'addio al modelato, perché c'ho il DVD, io ho parecchi DVD, però se riesco a fare lo switch in Blu-ray meglio, finalmente l'ho trovato su eBay e me lo sono pigliato, bellissimo, Alcatraz, insomma, filmone, film droga, da quanto è bello. Documentario su Ennio Morricone, sapete insomma quanto amo Morricone, questo non devo ancora guardarlo, molto bello, insomma fatto da Giuseppe Tornatore, comunque non proprio l'ultimo delle pippe. E qua abbiamo anche questo, se l'avevo in DVD, l'ho trovato in Blu-ray, una versione stupenda, 10 euro, limited edition, ciao, American Gigolo, veramente stupendo questo,
cioè per la cifra spesa, ciao proprio, te lo godi. Poi niente, non posso fare un video in santa pace, allora abbiamo visto i dischi, i film, andiamo con l'action figure, qua abbiamo una spada laser e una pistolina, abbiamo Rey, questa è la versione Elite, sono veramente fatte in maniera incredibile a 30 euro l'uno, ma hanno un dettaglio mostruoso, eccoci qua. Poi abbiamo Kalulu che è morto, no, speriamo di no, cazzo, vi prego. Mamma, se perdiamo Kalulu sono cazzi. C'è 3PO. Guarda, sentite la pesantezza e come è fatto, cioè veramente a 30 euro che ci sono prodezze balistiche mostruose. Eccoci qua. Ecco, se non rompiamo il coso. BB8. Guardatelo, cioè è fantastico. E R2D2, eccoli qua, belli come il sole, di notte però, attenzione, non di giorno. Questo diciamo non è proprio il massimo, vedi, non mi stanno qua perché è una superficie un po' stronza. Vediamo se riusciamo a metterli, li tengo così, eccoli qua. Dopo li facciamo vedere anche messi bene in bacheca. Abbiamo due fumetti, due fumettoni, abbiamo questo, sono curioso di leggerlo, se n'è un po' una cagata, però solo la copertina vale tutto, visto che Mary Jane, insomma, è uno dei personaggi più sexy della Marvel, la stupefacente Mary Jane, vediamo com'è. E questo invece, da più serio, l'ascesa di Thanos. E deve essere molto bello. E niente, ragazzi, sono gli acquisti, mancano 2 o 3 robe che appena arrivano faccio la registrazione, che così completo il video. E niente, questi sono gli acquisti comendiani, guardiamoli in maniera più arrogante. Ecco, facciamo le cose fatte bene. Allora, eccoli qua. Qua mettiamo i filmetti. Scusate un attimo. Incredibile, mi hanno suonato che la porta. Oggi proprio non siamo riusciti a fare un video in maniera tranquilla. E qua abbiamo i nostri dischi. Eccoci qua. Ecco, spostiamo un attimo. Eccoci qua. Gli acquisti comendiani del mese di luglio con Vicenza Milan sullo sfondo. Eccoci qua. Questo telefono. E niente, raga, un saluto dal comandone veneziano, però ci ribecchiamo per voi dopo un secondo, per me dopo... Attenzione! E c'è il gol del Milan! 3-1, Ante Rebic. E niente, ci godiamo tutto. Cioè per voi, ciao, per voi sono pochi secondi, per me magari un giorno o due, così completiamo gli acquisti di luglio e faccio vedere un po' come sono soprattutto le action figure nella bacheca comendiana. Ok, a tra pochissimo. Ragazzi, andiamo avanti con le ultime cose del mese di luglio. Intanto qua ho ottenuto la gazzetta dell'arrivo di Charles The Kettler, come dicono quelli bravi, anche se mi piace di più The Kettler, anche se non è giusto così. E vediamo, speriamo sia di buon auspicio, il giocatore è forte, è un bel giovane, vediamo. E qua invece abbiamo la storia rossonera dall'1 al 9, ma ne mancano ancora tanti, sto completando anche questa collezione, sulla storia del Milan con la vittoria dello scudo. Ok, qua abbiamo, non so se riusciamo a vederlo, ma ho preso Qui-Gon Jinn, una versione diciamo del Minaccia Fantasma, fatto molto molto bene, eccolo qua, è anche più grande rispetto a un pop normale, eccolo qua, e adesso cominciamo con gli acquisti veri e propri, cioè gli ultimi diciamo, che certi non mi ricordavo neanche più. Allora, Doctor Strange, Multiverso della Follia. Questo ho preso con il Prime Day, come The Family Man, a 3 euro. Eccolo qua. E anche questo 3 euro, un film che non amo particolarmente, però questa cifra per completare un po' Robin Williams non poteva mancare. Patch Adams, anche se è un film che ripeto non mi piace. Qua abbiamo la bacchetta di Lord Voldemort, eccola qua, pagata 12 euro. E poi abbiamo gli ultimi dischi. Qua, come dicevo, sto recuperando i Porcupine Tree, eccoci qua. Me ne mancano ancora 2 o 3 che però li prenderò ad agosto.
1 e 2. Peter Gabriel, mancava Peter Gabriel 2 e Peter Gabriel 3. Eccoci qua, 1, c'è il 3 e il 2, eccoli. Bellissimo le mie ciabatte, molto sexy. La colonna sonora di Rocketman, film che mi è piaciuto tantissimo, per certi versi secondo me anche più bello di Bohemian Rhapsody, anche se io amo più i Queen ovviamente di Elton John. E qua Pat Metheny Group, Still Life Talking, bellissimo, il mio disco preferito di Pat Metheny. E niente ragazzi, questi sono gli acquisti, abbiamo completato un po' gli acquisti di luglio e adesso vediamo un po' come sta la roba nelle bacheche. Ragazzi, qua mi sono dimenticato gli ultimi arrivi della Marvel, un'altra versione di Iron Man, Capitan America con il martello di Thor e qua l'Hulk di Ragnarok. Eccoli qua, a posto. Dopo che farò un video sulla collezione di fumetti che non è grande e della Marvel farò una prima, diciamo, sì, un piccolo recap. Eccoli qua abbiamo Star Wars, che qua veramente non mi sta più niente con i nuovi arrivi. Perfetto, fanno una bella figura, e poi qua la bacchetta di Voldemort con il resto. Ok raga, un saluto dal comandone veneziano e anche per luglio le nostre spese le abbiamo fatte. Alla prossima, ciao!